Il problema dell'acqua e quindi la stretta relazione fra Piave, Sile e Risorgive esploderà in modo drammatico nei prossimi giorni se non succederà qualche evento precipitoso. Marca senza acqua e con prospettive drammatiche se non cambia il tempo. Meno 50% la portata del Piave. Bacini montani a secco, tanto che l'Enel ha deciso di chiudere i rubinetti, con la prospettiva di un ulteriore abbassamento del 30% del livello medio del fiume. Come consorzio chiuderemo altri 3 canali, San Carlo Merlengo, lo Spin, cioè tutti quei canali che magari possono sembrare di poco conto ma che vanno a incrementare la portata su Treviso. Ulteriore segnale d'allarme per quel meno 80% d'acqua che scorre nel nostro territorio. Una siccità che per Treviso e non solo diventerà un problema sanitario. È un problema ambientale perché molti depuratori scaricano in acque superficiali, se in quelle acque superficiali c'è meno acqua il problema evidentemente aumenta, pur funzionando bene i depuratori. Perché un conto è riversare 1 metro cubo al secondo di acque depurate su un canale dove ne scorrono 100 e un altro continuare a riversarne uno in un canale in asciutta. Peggio per il centro storico di Treviso, dove gli scarichi sono direttamente nei canali, che rischiano di diventare letteralmente fogne a cielo aperto, con odori insopportabili. Non a caso il consorzio è stato contattato questa mattina da un comune di Treviso, estremamente preoccupato per il livello medio di Limbraga e Cagnan. Stessa preoccupazione per Castelfranco, dove le fosse attorno alle mura sono da giorni pozze d'acqua ferma e maleodorante. Ma il pericolo più esteso è per l'agricoltura, che il prossimo mese inizierà la semina, sicuramente a rischio se l'acqua non sarà razionata. Che succedano improvviste importanti piogge, dovremo comunque razionalizzarla perché siamo senza neve in montagna, per cui già questo la mettiamo in cantiere. Se fosse questo il problema, lo risolviamo, il problema è che siamo proprio senza.